prossimo relatore, professor Rudy Malacrea, ecco qua, no? Cambiato posto, vicepresidente del Madigliani, ed insieme a Carlo e professor Franco Pessan ha portato avanti un progetto per l'amministrazione comunale di Aiello molto importante, tramite appunto il suo impegno, no? E quindi il Malignani di Udine e una scuola tecnica di Nuova Gorizia si è potuto sviluppare un progetto Il tempo e il sole a cavallo dei due confini. Sono state costruite 3 macchine, no? E poi avremo modo, tramite Luca e Ranieri Burelli, che sono Ranieri e tecnico naturalmente del laboratorio del Madigliani, si è potuto costruire queste 3 macchine uniche, credo, posso dire al mondo, no? È stato fatto anche è stato ottenuto da parte dell'amministrazione comunale di Aiello un contributo dalla comunità europea per poter realizzare questo progetto. Adesso ve ne parleremo, però al termine di questa conferenza ci porteremo tutti verso la piazza di Aiello a inaugurare il nuovo centro didattico dove sono state inserite. Lascio la parola. E niente, brevemente, perché credo ci saranno poi contributi anche di Bressan, uno dei 2 Bressani, anche dei Burelli che sono qui, che hanno anche realizzato le macchine progettate. Ecco, io volevo solo brevemente fare il riassunto perché i Malignani, cosa c'entra una scuola tecnica con le Meridiane? A parte che abbiamo una bellissima Meridiana che noi un cortile Malignani visibilissima ed è un vanto. In realtà una scuola tecnica che è vero che cura la formazione tecnica dei giovani, ma abbiamo circa 30.000 diplomati e credo sia stato uno, se non forse il più importante motore dello sviluppo tecnico-industriale del nostro territorio, anche ben oltre. Forse una delle ragioni è questa, il legame con il territorio. C'è una scuola tecnica in cui l'apprendimento magari delle tecnologie più elevate non è mai stato disgiunto da un senso delle proprie radici e di legame. Lo dico molto brevemente, ma pensiamo che la Zanussi, il braccio destro della Zanussi chiamava Vigore, era del Madigliani, morto con quel famoso incidente, in quel periodo morivano tutti gli incidenti aerei, grandi industriali, e questa, ma anche la Danieli, il capo, in testa, che ingegnere e anche perito Madigliani. Quindi in questo humus, diciamo, in questa capacità di coltivare anche le conoscenze tecnologiche, è nata questa idea di produrre delle macchine che un po' sul modello di quello che accade nei musei tecnici un po' in tutto il mondo. Pensiamo al più vicino, che è quello del Deutsches Museum di Monaco, ma alla Villetta a Parigi, Exploratorium di San Francisco, avvicina i giovani a comprendere alcuni dei fatti, delle competenze più importanti che servono per capire, per esempio, perché un ognomone non è solo un chiodo infisso in un muro in una maniera casuale, quindi anche ad avvicinarsi al problema poi magari della rotazione terrestre, dell'asse della rotazione terrestre, eccetera. Al Malignani quindi avevamo la capacità di costruirlo. Dico che lo presenterò molto brevemente, casomai poi nella seconda fase, dopo l'inaugurazione, lì ci sono le macchine, sarà molto più facile vederlo con le macchine da vicino. L'idea del Malignani era perché il progetto è un interreg, cioè un progetto di quelli fra regioni europee che stanno al di qua al di là di un confine. Il Malignani ha una lunghissima relazione, una vocazione all'internazionalità, però anche una lunghissima relazione con una scuola di Nova Gorizia, direi pure ante litteram, se si può dire, perché era nata negli anni 70, quando i confini erano molto più alti di adesso sono diventati quasi inesistenti. Una realtà prestigiosa al di là del confine, e su questo ci siamo dati una mano nell'avvio di questo progetto, che aveva bisogno appunto di diffondere questa cultura anche a livello turistico, non solo scientifico, cioè consentire il passaggio dei confini per vedere delle cose al di qua al di là del confine. E quindi questa scuola ci ha dato una mano all'inizio, ma alla fine
Il problema era come realizzare queste macchine. Le macchine saranno spiegate tra un attimo da Bressan, da uno dei due Bressan da Franco, perché sono stati un po' anche loro gli ispiratori di queste cose, avevano anche loro fatto in passato dei modelli non certamente sofisticati come questi, costruiti da Ranieri Burelli, non solo costruiti ma progettati, ideati da lunghe discussioni, e da suo figlio, che lui è perito, il figlio è ingegnere, che è un po' come dire, un fiore all'occhiello, intanto noi lo raccontiamo come allievo del Marignani per i successi avuti poi le ricerche successive, che hanno implementato questa macchina nella quale, lo vedrete, in realtà basta posizionare su un touchscreen una posizione di una latitudine dell'emisfero settentrionale in un giorno dell'anno e si riesce a posizionare la luce del sole come se si fosse, che so io, al Cairo piuttosto che a Stoccolma, e vedere quindi come sono diverse le situazioni a seconda delle varie latitudini. Ecco, questa è stato contemporaneo. Il progetto si è concluso con successo, le macchine sono 3, serviranno ai giovani sarà meglio poi vederle, serviranno ai giovani comunque per toccarle direttamente, previsto che saranno delle scolaresche, sono adatte sia a allievi delle scuole elementari che delle scuole medie, e potranno direttamente toccare con mano proprio in realtà la posizione, ma anche per allievi di studenti di classi successive capire magari quei principi della trigonometria che sono alla base della gnomonica. Al giorno d'oggi tutti sanno che è facile farlo anche con un programma software, individuare o tracciare evidentemente anche la meridiana, però quando le cose si comprendono a fondo si realizzano molto bene. Ecco, tutto qua perché poi le vedrete e sentirete anche parlare adesso. Io devo solo tracciare l'origine di questa cosa. Marignani si è impegnato a lungo, la costruzione è un gioiello tecnico, anche il tecnico Burelli che l'ha costruito è lo stesso che ha fatto la macchina che misura la forza degli astronauti quando girano, dopo 300 giorni di permanenza nello spazio, li raccolgono perché hanno perso forza muscolare. Una tra le tante cose che ha realizzato anche questa, e gli astronauti russi erano venuti al Marignani a collaudarla. La macchina, che tra un po' vedrete perché poi sarà presentata anche dal vivo, le 3 macchine sono, diciamo, frutto della stessa tecnologia. Dovrebbero motivare, anzi credo da quello che abbiamo visto già lo fanno, i giovani ad avvicinarsi sia all'aspetto della tradizione, quindi alla meridiana, che evidentemente, come è stato più volte sottolineato, è uno dei primi mezzi con i quali l'uomo ha misurato il tempo, ma allo stesso tempo anche a farli appassionare alle nuove tecnologie. C'è un progetto in prosecuzione proprio sulla misura del tempo, perché il tempo è la base, ne abbiamo parlato proprio in questo ambito in passato, è la base di qualsiasi nuova tecnologia, dal microprocessore più avanzato, qualsiasi automatismo è basato sulla misura del tempo. Credo che se avviciniamo i giovani in questa direzione, a giocare con le macchine, a capire la tradizione, anche quella delle meridiane, ad appassionarsi alle nuove tecnologie, avremo dato loro quelle famose ali per volare delle nuove tecnologie senza far perdere loro le radici del territorio, che fino ad oggi sono importanti, perché la conoscenza senza radici serve a poco, in realtà si può avanzare ma non c'è retroterra. La sola tradizione, un mondo in continua evoluzione, può essere pericoloso se viene coltivata solo fine a se stessa. Tutta qua la comunicazione che devo dirvi, io passo da per sempre.